Giorgia Melech, alla fine dunque si è arrivati a questa decisione, è stata tanto difficile. Beh, è stata difficile come sono difficili tutti i passaggi in politica, ma niente di drammatico, perché abbiamo la consapevolezza e la responsabilità che questi sono tutti passaggi intermedi, è la costruzione del nostro progetto politico, che ha però l'obiettivo finale molto chiaro, e l'abbiamo detto tutti e lo sanno le nostre due attuali candidate. L'obiettivo è quello di dare discontinuità a questo Veneto, che non ce la fa più dell'immobilismo dell'accoppiata Galanzara degli ultimi 20 anni, di una classe politica che va rigenerata, che va ripulita, delle cose che i veneti si aspettano. Ecco, io credo che quello che abbiamo fatto in queste giornate dimostri da una parte il coraggio del partito, la determinazione della nostra classe politica, la volontà di andare dritti verso l'obiettivo, che è quello di riconquistare il Veneto, non tanto per una questione di poltrone, ma quanto per ridare una speranza ai veneti, quello che manca soprattutto alle nuove generazioni, no? Che guardano fuori dai confini del Veneto perché non trovano delle risposte in questo Veneto. Ecco, questo è il dato di fatto più importante e questo è il nostro progetto. Ci sono tante certezze dietro alla Moretti, si può parlare che già di una squadra quasi pronta per lei? No, ma io credo che stiamo costruendo, insomma, non dobbiamo enfatizzare i momenti della politica in maniera estrema, stiamo costruendo, c'è stata questa disponibilità che per fortuna è emersa in maniera chiara e che è stata spinta, lo diciamo, da gran parte del Partito Democratico, ci sono anche proposte alternative che nella dialettica del centro-sinistra vanno benissimo e io credo che ci stiamo preparando a una grande avventura e vedo un partito molto vivo, è un partito che ha tantissimo entusiasmo e soprattutto un partito che ha la volontà di rigenerarsi e che ha una classe politica anche nuova che ha il coraggio di spendersi e di metterci la faccia. Credo che questo sia un bel segnale. Il PD in parte in piazza, in parte alla Leopolda, deve lo stesso lavorare per unire queste due anime? Assolutamente, qui oggi come ieri in direzione c'era gente come il sottoscritto che è stato alla Leopolda e altri che sono stati nella piazza giustamente a fianco dei lavoratori, ma essere un grande partito popolare, essere un grande partito fatto di anime diverse è anche questo. La cosa fondamentale è avere una classe politica, dirigenti che sanno poi fare la sintesi migliore per i cittadini e credo che insomma il messaggio del Premier Renzi sia esattamente questo e vorremmo riprodurre in Veneto anche questo messaggio. Insomma, siamo in tanti, abbiamo tante idee, cerchiamo di fare la sintesi più virtuosa per dare le migliori risposte ai veneti.